Casatiello dolce napoletano, una bontà di Pasqua. Facciamola assieme. Si avvicina il periodo di Pasqua e iniziamo con le nostre preparazioni. Voi lo sapete che io faccio solo ricette di tradizioni. Questa qui è una tradizione napoletana, ma non del centro di Napoli, più verso la periferia. Infatti è una ricetta di mia suocera, il casatiello dolce. Comunque è un dolce napoletano, però che si fa più nei paesi. Ci sono un po' di ingredienti, ve li spiegherò passo passo. E come sempre una ricetta semplice. Ci servirà 500 g di farina, 300 di zucchero, 6 uova di cui un tuorlo e 5 intere. La sugna, eh sì, questo è un dolce che si fa con la sugna, 2 cucchiai di sugna, pasta di limone, pasta d'arancia, in alternativa una grattugiata di limone e di arancio, un po' di liquore che può essere strega, rum, anice. Io utilizzo il rum, poco, mezzo bicchierino, ancora un pizzico di sale. E qua viene il pezzo forte, lievitino o lievito madre. Io ho preparato un lievitino per chi non ha il lievito madre, lievitino o Polish, perché viene fatto con ugual peso di farina e acqua, in questo caso 100 di farina Manitoba, 100 di acqua e pochi grammi di lievito di birra, 5 grammi, perché poi ne andrà aggiunto altri 12 grammi durante la preparazione. Io ho fatto 150 grammi di lievito madre, per chi ce l'ha va bene questo, altrimenti il lievitino o Polish. Iniziamo mettendo in planetaria il lievito con metà dello zucchero, metà delle uova, metà della farina. Iniziamo mettendo in planetaria metà della farina, metà dello zucchero, il lievito di birra, il lievito madre, per chi ha usato il Polish mette il Polish o il lievitino, ci battiamo un po' con le uova e aggiungiamo metà delle uova. Usiamo il gancio a foglia per questa preparazione. Continuiamo con altro uovo, altra farina e altro zucchero. Terminati questi ingredienti mettiamo la parte grassa, la sugna, perché questo è un dolce antico che ci andava la sugna. Un cucchiaino di pasta di limoni, un cucchiaino di pasta d'arancia e il liquore accompagnato con uno spolvero di farina che avevo tenuto da parte. Una volta terminato, guardate che bello impasto, bello incordato. Ce lo mettiamo sul tavolo. Ho messo già la sugna nello stampo, un poco sul tavolo, diamo qualche giro di piega e lo mettiamo nello stampo. Che bello impasto, guardate. Lo copriamo con pellicola e andrà in lievitazione. Una volta lievitata andrà in forno per 50 minuti, primi 20 minuti a 180, dopo scende a 170. Eccolo pronto, ci prepariamo la glassa con un albume, qualche goccia di limone e 125 g di zucchero a velo che metterò un po' alla volta mentre. Una volta pronta la glassa la dobbiamo mettere sul dolce, la facciamo scivolare, la stendiamo e iniziamo a mettere anche gli anicini, gli zuccherini, poi lo metteremo ad asciugare in forno a 50 gradi per 20 minuti. Eccolo pronto, bellissimo.
profumatissimo. Buonissimo. Il profumo di Pasqua. Presto fatto. Se siete curiosi di scoprire le mie ricette, iscrivetevi ai miei canali. Su YouTube attivate la campanella per rimanere aggiornati sulla pubblicazione delle mie ricette, su TikTok e su Instagram. Ciao a tutti!